E siamo arrivati anche a questo Natale 2018, per noi è stato un anno assai impegnativo, il primo anno del nostro governo, le ruspe sono ancora in azione per rimuovere le macerie che abbiamo trovato, è stata una bella esperienza perché tutti con un gioco di squadra abbiamo capito che bisogna lavorare in silenzio e incessantemente. Ci vorrà ancora un altro duro anno di lavoro per fare decollare questa terra nella quale abbiamo già messo in giro oltre 3 miliardi di euro che quando arriveranno alle imprese, quando diventeranno iniziative concrete, determineranno un ristoro per la nostra economia. C'è ancora tanta strada da fare, ma siamo credenti e con la serenità dei credenti riusciamo a superare gli ostacoli e con determinazione, con tenacia, con fermezza lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi. Vedete, abbiamo allestito anche quest'anno il presepe voluto dai maestri di Caltagirone, è un presepe animato, è stata un'occasione anche per noi che più ragazzini non siamo, per rivivere emozioni, per ricordare l'infanzia quando ci preoccupavamo nei giorni dell'inizio della novena di raccogliere la carta argentata per fare il laghetto del fiume o il muschio per collocarlo nelle montagne, dove mettere la pecorella, dove mettere i remaggi, se mettere subito il bambino Gesù o se invece aspettare la notte di Natale. Quindi un modo per ripensare la propria infanzia, per riproporre una tradizione, per riaffermare il diritto alla identità in una terra che si è formata qui nell'Occidente all'ombra della croce di Cristo. Io credo che abbiamo tutti il dovere di sperare che il Natale sia anche un'occasione non solo per fare regali, per dare spazio a questa smania assai consumistica, ma credo che sia anche e soprattutto un'occasione per riflettere, per meditare sul valore della vita, sulla dignità delle persone e soprattutto alimentare il sentimento della speranza contro la rassegnazione. Per cui da Presidente della Regione e a titolo personale naturalmente voglio rivolgere a ciascuno di voi e alle vostre famiglie l'augurio più sincero e sentito di un buon Natale e che il 2019, come amiamo sempre dire, sia un anno migliore rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle. Un anno in salute e un anno di crescita e di sviluppo per questa nostra amata terra che ne ha tanto bisogno, visto che da 10, 20, 30 anni soffre e rimane in ginocchio. La riusciremo ad alzare con l'impegno che ognuno di noi saprà approfondere e naturalmente per chi ci crede, con l'aiuto di Dio. Auguri.